Era l'autunno del 1960 e ogni mattina una folla di persone, uomini e donne, si recava al lavoro nella zona industriale di Catania. Per arrivarci, tutta questa gente prende l'autobus della SCAT, la famosa linea 27, dal capolinea di Piazza Duomo. Tra una fermata e l'altra, sull'autobus saliva altra gente, che si accalcava e la ressa era inevitabile e insostenibile. Fra tutte queste persone ce n'era qualcuna che approfittava della confusione. È noto che sull'autobus, vedendosi tutti i giorni, le persone facevano amicizia, si scambiavano quattro parole. Ma non tutti volevano chiacchierare. Alcuni ragazzi, sporcaccioni, facevano i gradassi e perfino dei vecchi bavosi con la faccia da ebete si mettevano dietro le giovani ragazze e anche dietro le donne mature o sposate. Chi si strusciava, chi faceva la mano morta e alla prima frenata si buttavano a pesce addosso a queste donne. Quindi ogni mattina questi depravati approfittavano della confusione per farsi i loro porci comodi. Questa cosa ha dato fastidio a qualcuno, soprattutto a chi aveva la fidanzata o la moglie su quell'autobus. Inoltre, i presenti apostrofavano i molestatori con parole anche pesanti. Anche le donne importunate minacciavano di raccontare ai fidanzati o ai mariti quello che accadeva all'interno di quest'autobus e promettendo loro legnate e schiaffi di quelli che non si dimenticano facilmente. Il direttore della SCAT, l'azienda dei trasporti, ci mise la faccia e ironicamente accennò a questo fatto. Ascoltiamolo. Questa disposizione sia venuta anche da un modesto personaggio, da un vigile urbano, non so, o dal sorvegliante di uno degli stabilimenti industriali, insomma, certo nessuna autorità risulta che l'abbia data, io allora ero sindaco della città. Ci fu uno scaricabarile tra l'azienda, le istituzioni e le forze dell'ordine. Nel frattempo non si parlava d'altro e i giornali, fra il serio e il faceto, pubblicarono la boccaccesca vicenda che varcò perfino gli oceani. E così, all'improvviso, di notte, che era l'ultimo turno, partirono due autobus della linea 27 dal capolinea di Piazza Duomo. Un autobus etichettato autobus rosa e non un filobus come riportava un quotidiano. Questo autobus era solo per le donne e uno, quello di linea, solo per gli uomini, identificato con il soprannome di autobus coi baffi. E così, mentre gli operai diretti alla zona industriale si preparavano a prendere l'autobus 27, al capolinea di Piazza Duomo, un poliziotto, un certo Franco Sampognaro, bloccò l'ingresso dell'autobus dicendo a tutti: possono entrare su quest'autobus solo le donne. Per gli uomini partirà subito dopo un altro autobus solo per voi. Quindi zitti e aspettate il vostro turno. La gente non capiva se era uno scherzo o se stessero girando qualche film. Invece, come si dice a Catania quando una cosa non va per il verso giusto, invece del 17 è uscito il 71. Perché nei giorni successivi si ripeté la stessa scena. Una guardia, supportata dai bigliettai, al capolinea fece mettere in fila con forza gli uomini da una parte e le donne dall'altra. Sembrava uno scherzo, una farsa. Alcuni cominciarono a protestare, specialmente chi andava a lavorare con la fidanzata o con la moglie. Ma la guardia, irremovibile, rispose a tutti che lui eseguiva gli ordini e stava facendo il suo lavoro, quindi dovevano attenersi a queste disposizioni. E così
L'autobus della mano morta, come lo chiamavano, fu abolito. Al suo posto c'erano ben 2 autobus. I catanesi, che sono ironici e spesso anche comici, subito fra il serio e il faceto mettono i soprannomi ai 2 autobus. L'autobus rosa, chiamato affettuosamente Concettina, uno dei nomi più comuni in Sicilia, quello per le donne, e l'autobus coi baffi per gli uomini. L'autobus per le donne, per buona educazione, partiva prima, seguito poi da quello per gli uomini. Entrambi gli autobus partirono sempre dal capolinea di Piazza Duomo, con l'unica eccezione che quello delle donne era più controllato per evitare che qualche scapestrato salisse sull'autobus di soppiatto. Cose di Catania. Sentiamo alcuni interessati dopo aver preso visione di alcune pagine di giornali. Milano è una città piena di donne, ma non ho mai visto succedere cose del genere. Ma ci deve stare una cosa, ma per noi uomini il temperamento è caldo, no? Beh, io non ci viaggiavo mai veramente, venivo con la sera. Facevano schifo. Siccome io volevo dare manforte alle mie compagne,